Attention please, the swimmer Nika Golob. Nika Golob, please report at the microphone position. Thank you. E intanto siamo partiti, dicevamo, chiamato a un'altra sfida Federico Colbertaldo, l'azzurro del Veneto Banca Montebelluna, che ha vinto davvero tantissimo, 23 titoli italiani assoluti, è primatista europeo in carica, ha vinto i campionati europei, è arrivato al bronzo mondiale, è stato 10° a Pechino nel 2008 ai Giochi Olimpici per un problema tecnico col costume, ha mancato per poco la finale, quindi una carriera prestigiosa che ha visto un anno di difficoltà, quello del 2011, un anno che comunque lo ha visto partecipare anche nella difficoltà al mondiale di Shanghai, e questo la dice davvero lunga. Federico Colbertaldo, che è chiamato alla sfida più difficile, rientrare ad altissimo livello per giocarsi qualcosa in un anno importantissimo, qual è quello che guarda alle Olimpiadi di Londra 2012. Una sfida per lui anche questa, con un Cesare Sciocchetti che lo impegnerà tantissimo. Passaggio nei primi 100 metri ad appannaggio di Colbertaldo, ma Sciocchetti si è portato in testa ai 150, Colbertaldo in seconda posizione, Vio in terza. Questa è la situazione quando ci avviciniamo alla metà gara. Dicevamo sfida impegnativa perché Cesare Sciocchetti è tornato alla grandissima vincendo il titolo italiano in questa gara proprio ai campionati invernali assoluti di Riccione nel dicembre scorso, e dunque un atleta che sa ben nuotare questa prova, è stato anche campione del mondo juniores in questa specialità. A metà gara Sciocchetti 1.54.41, Colbertaldo 1.55.21, Tommaso Vio in terza posizione 1.56.18. Please, Tiasa Pintar for victory ceremony. Thank you. E intanto ricordiamo che al termine di questa gara ci saranno le premiazioni dei 200 misti e dei 4 stile, quindi Letrari, Fangio, Pintar, Zbogar, Ton, Peric per le premiazioni for the victory ceremony. Thank you. Sciocchetti resiste al comando, Colbertaldo che segue, attenzione a Tommaso Vio ancora in terza posizione. E intanto siamo con un occhio al primato della manifestazione, davvero difficile, di Federico Colbertaldo, 3.41.05, Colbertaldo che ha anche il primato regionale, che è stato in passato primato italiano, 3.38.11, il primato italiano che ora appartiene ad Emiliano Brembilla, ospite in questa edizione del Memorial, 3.37.57, ancora il nome di Paul Biederman per il primato europeo e mondiale, 3.32.77 per il tedesco nel 2009. Sciocchetti avanti, 2.52.96, ma non molla Federico Colbertaldo, che grinta per lui che segue in seconda posizione, 3.21.78, 3.22.82, Tommaso Vio 3.27.04 con Sciocchetti che va allo sprint per aggiudicarsi la vittoria dei 400 stile libero. Federico che però ci sta dimostrando di avere la grinta di sempre, è lì che non si arrende mai, mentre gli applausi vanno e gli onori a Cesare Sciocchetti che vince anche questa gara, 3.49.53. Federico 3.52.41, Tommaso Vio è terzo in 3.57.02, poi Casarin Zuin e uno stanchissimo Filippo Tonna a chiudere, bravissimo anche lui. E allora che dire, applausi infiniti per questi grandi campioni, Cesare Sciocchetti, Federico Colbertaldo. Per cortesia, con sollecitudine in zona